pomeriggio, ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale avvenuto nella mattinata di ieri a Grevina di Catania, ma i cui dettagli sono emersi soltanto nelle scorse ore. Il sinistro ha avuto luogo lungo via San Paolo, a perdere la vita un uomo sulla Sessantina in sella a uno scooter. Indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica. Condanna definitiva a 4 anni di reclusione per un 75enne di Licata ritenuto responsabile di rapporti sessuali con una ragazzina con disabilità psichica e all'epoca dei fatti minorenne. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato. L'anziano, che deve scontare un residuo di pena di 2 anni, 8 mesi e 13 giorni di reclusione, sarà arrestato nelle prossime ore su ordine della Procura. La vicenda risale al 2014 e sono 2 i fatti contestati. Ed è lutto nella protezione civile siciliana a causa della scomparsa di Enzo Bisconti, di 61 anni. A ricordarlo sui social è stato proprio il Dipartimento regionale, che lo ricorda come una delle figure più attive nel campo del volontariato a Palermo e in Sicilia. Era un appassionato di radiocomunicazioni, con l'audiovisivo raccontò il lavoro svolto dal volontariato dei radioamatori sin dalle prime ore del sisma che ha colpito l'Aquila. E si è conclusa felicemente la vicenda delle prime 6 famiglie che per anni hanno occupato abusivamente immobili di proprietà dell'ospedale policlinico in via Gallo, nel centro storico di Catania. Gli inquilini ieri mattina sono stati ricevuti nei locali dell'azienda per regolarizzare la propria posizione e firmare i contratti di locazione concordati anche alla luce delle recenti sentenze del Tribunale di Catania. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.